Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico e giovanile, siamo al centro sportivo Panormus per seguire l'11ª giornata del campionato Under 17 Elite Girone A. Oggi sfida di alta classifica tra Panormus e CUS Palermo, si giocano una fetta importante di questi playoff per quanto riguarda il girone d'andata. Le due squadre vengono comunque da un percorso importante, 17 i punti totalizzati fino ad adesso si scambiano i consueti saluti pre-gara e poi sarà partita tra due delle compagini più attrezzate della categoria. Chiaramente c'è il Calcio Sicilia che corre anche tanto in vetta, ma sia i biancorossi che i ragazzi oggi in casacca nera a rappresentare il centro sportivo universitario di Palermo vogliono fare bene. Infatti seguiamo i due raccoglimenti, i soliti incoraggiamenti che le squadre in questo calcio, soprattutto giovanile, fanno. Abbiamo sentito quello del CUS, il discorso. Casa Panormus che finisce adesso con un urlo. Vedremo chi aprirà le danze, ma sarà proprio il CUS Palermo a giocare questo primo pallone del match. È iniziata adesso la partita tra CUS Palermo e Panormus, con la Panormus che prova ad aprire direttamente il gioco, a cercare Cutrona, palla che esce fuori e quindi rimessa laterale a favore del CUS. Ha provato con una sventagliata ad iniziare la partita la Panormus, ma non è riuscita ad agganciarla Cutrona. Rimessa laterale giocata dalla Panormus a cercare Livigni. Subito rimessa laterale dalla nostra parte. Batte Maniscalco, la rimessa, cercare da davanti un riferimento offensivo. Subito una palla lanciata da Lonardi, ma viene raccolta facile dal portiere della Panormus, perché a quest'altro lancio. Gioco poco fluido in questo inizio, protegge palla Boatta e allora rimessa laterale subito giocata alla Panormus, che sviluppa sulla catena di sinistra, subisce un fallo Boatta e quindi calcio di punizione a favore dei padroni di casa che vogliono riscattare l'ultima sconfitta rimediata sul campo di Trapani per 1-0, mentre la Panormus viene da ben due successi consecutivi. Tanto subito un pallone facile da raccogliere per Mazzola, calcio di punizione era diretto a lui. Costruzione dal basso per il CUS, che poi alla fine si rivolge al solito lancio per gli attaccanti. Prova ad andare a lavorare questo pallone Barone con un po' di fatica. Il CUS mantiene il possesso nella tre quarti avversaria. Insistenza anche in fase di non possesso dei ragazzi in casacca nera che comunque guadagnano una rimessa laterale importante da buona posizione. Batte Mauro, cercare un buon pallone dentro l'area di rigore, rimane in proiezione offensiva il CUS, ma adesso è la Panormus che prova a ripartire. Duello sulla fascia con Imperato protagonista, alla fine commette fallo il numero 10 della Panormus e quindi calcio di punizione a favore del CUS. Spazio, dietro, va. Ok.
Costruisce da dietro ancora una volta il Cus, aspetta la pressione della Panormus e poi si fa la soluzione diretta con Mazzola che si è preso un rischio e per un attimo sembrava poter essere beffato. Altra buona palla verso le punte della Panormus, prova con un ribaltamento di fronte il Cus con questa verticalizzazione di Lonardi. Occhio a questa palla in mezzo giocata da Barone, si salva in qualche modo la Panormus e quindi calcio d'angolo in favore degli ospiti che vogliono dare continuità alla vittoria contro Atene e Gonzaga. 6 punti nelle ultime 2 partite chiaramente portano il Cus a questa partita con quasi il favore dei pronostici, aggiungerei. Tanto questo calcio d'angolo non è andato a buon fine per l'Under 17 Elite del Cus. Adesso la Panormus prova a giocare con questo lancio nei confronti di Bellingardo, ancora una volta cercato su rimessa il 7, ma c'è un contatto proprio di fronte alla panchina del Cus e quindi calcio di punizione a favore della Panormus. Inizio molto equilibrato tra le due squadre, non c'è una che sta prevaricando sull'altra, semplice calcio di punizione, quindi a metà campo, però si può andare subito a un cross, la distanza è proibitiva per una conclusione, ma sicuramente la Panormus è andata a riempire l'area per tentare un calcio di punizione proficuo. Palla sul secondo palo, riproposta in mezzo, libera la sfera la Panormus che poi prova subito a ripartire con questo fraseggio combinato, palla avanti, palla indietro e ancora il Cus che insiste con questa apertura dall'altra parte, però il colpo di testa da parte di Lonardi non è andata a buon fine. Adesso la partita prende ritmo e la Panormus cerca di recitare un ruolo da protagonista nella tre quarti avversaria. Buona palla all'indirizzo di D'Amico che si sacrifica tanto per tenere in gioco questa palla, ma il Cus guadagna la rimessa laterale. Incaricato dalla battuta Agnello. Un po' di confusione adesso nella tre quarti del Cus con questo fallo in favore degli ospiti che ripartono subito con questa gestione della sfera. Giocata in verticale di Maniscalco, prova subito a dialogare sulla fascia il Cus e guadagna ancora rimessa laterale. Si può insistere, Panormus che si abbassa, fare densità davanti alla sua area, solito Maniscalco a battere. Un po' di dialogo prima della battuta. Occhio a questo contatto in area che chiaramente non può portare a un calcio di rigore, ma la trama del Cus prosegue. Occhio a questa grande palla di Agnello che stava per favorire un compagno in avanti, ma il direttore di gara ha alzato il braccio, ha segnalato che la posizione è regolare, quindi si ritorna con possesso per la Panormus che bada al sodo andando lungo, ma il pallone è irraggiungibile per Boatta. Adesso indietreggia chiaramente essendo un terzino. Occhio a questa palla, messaggio subito da Cutrona, prova ad accendersi l'11, poi gioca per Boatta, verticalizzazione, prova a distendersi in avanti la Panormus, ancora Cutrona che insiste e poi alla fine la Panormus riesce a rinviare la sfera e prendere campo. Siamo già dall'altra parte perché il Cus sembrava aver riconquistato il pallone, alla fine la Panormus può insistere con questo lancio, tanta confusione, le due squadre non riescono a gestire per più di 3-4 secondi la sfera e questo comporta una grande
confusione in campo, occhio a questa scivolata ai danni di Boatta. Adesso il ritmo si è intensificato parecchio e occhio a questo break, quindi contropiede Panormus, intercetto da parte di Mauro, ma l'insistenza dei biancorossi è forte. Il match adesso entra nel vivo dopo 8 minuti di equilibrio, ma per adesso zero opportunità da gol. Chiaramente queste due squadre si equivalgono sulla carta, hanno i stessi punti in classifica e più o meno le stesse ambizioni di fare i playoff in questo primo storico campionato elite. Va Boatta con le mani a cercare un colpo di testa, arriva il primo tiro della partita ed è della Panormus con Fazio, attaccante che in questo inizio di stagione ha firmato ben 5 reti, fondamentale per chiudere le azioni della Panormus. Intanto va subito al rinvio Mazzola ed è riuscito a far arrivare il pallone a destinazione perché il Cus è subito in zona d'attacco, che ha quest'altra conclusione rimpallata da distanza e poi si prende un rischio qui. Presti Giacomo, un po' insicuro, il numero 1 della Panormus nel raccogliere questa palla deviata, ma non ci sono problemi per la Panormus che cerca subito queste palle alle spalle della difesa avversaria. Trova pochissimo il fraseggio, la Panormus va subito diretta verso i suoi attaccanti, vuole colpire la linea difensiva ospite, che molte volte si propone con un baricentro alto. Tanto occhio a questo colpo di testa da parte di Lonardi che va a prolungare un'azione subito sventata. Quando la Panormus ha la palla là dietro non si preoccupa di lanciare lungo, non vuole rischiare nulla, sa che il Cus pressa forte. Adesso vediamo questo calcio di punizione a favore della Panormus, situazione simile a quella di qualche minuto fa, soltanto un pochino più accentrata e quindi la traiettoria può essere più interessante, ma solitamente sono cross facili per i portieri se posizionati bene. Infatti difende molto alta la difesa del Cus. Arriva adesso il calcio di punizione. Scappo. L'imbucata alle spalle della linea difensiva. Aveva provato ad inserirsi Cutrona. Adesso i biancorossi subito si propongono in pressione. Giro palla Cus. Mazzola, anche lui non si fa problemi ad andare a lungo. E questo favorisce la difesa della Panormus. Adesso si lotta a centrocampo con Bellingardo protagonista. Occhio a questo lancio, ribattuta la difesa. Prova ad andare a legare il gioco Fazio, ma di gioco ce n'è poco in questo momento e quindi si lavora molto sulle seconde palle, come in questo caso. Bada al sodo Provenza e la mette fuori. La Panormus sta ribattendo tutti i palloni, colpo su colpo, non lascia niente agli attaccanti del Cus. Occhio a questa palla al limite, si trasforma in una conclusione. Ha provato una girata che comunque si è rivelata proficua per il Cus. Il tiro di Aiello è finito per essere deviato e quindi si riparte dalla bandierina. Calcio d'angolo per gli ospiti. Corner già battuto, occhio a questo colpo di testa e sblocca il risultato il Cus. Vantaggio ospiti al centro sportivo della Panormus. Il gol del centravanti Barone firma il suo quinto centro stagionale e quindi 1-0 Cus. Va sotto la Panormus dopo il colpo di testa di Fazio parato da Mazzola. È arrivato il colpo di testa dell'altro 9, quello del Cus. Aggiorniamo il tabellino perché siamo passati sullo 0-1. Occhio a quest'altra palla, sempre
per Lonardi. Adesso sicuramente la Panormus deve dimostrare di non aver accusato il colpo, perché il Cus è quadrato in campo, sa quello che deve fare, e aver sbloccato il risultato a ridosso del 13° di gioco sicuramente aiuta. Occhio a questa palla, intanto cercato tra le linee d'Amico, poi allarga, prova ad andare con una certa insistenza Imperato. A giocare veloce. Insiste la Panormus che prova a giocare con un fraseggio veloce, si difende il Cus con un atteggiamento molto aggressivo. Vediamo questa situazione, poi contatto, strattonato a terra violentemente un giocatore del Cus che ha sbattuto il collo. Trattenuta importante quello di Geraci. Non è fallo. Non è fallo. Mamma mia. Sì. Perché sono scoppiato. La presa mi ha tirato Dopo questo contatto il gioco riprende con questa rimessa laterale giocata subito dalla Panormus, che chiaramente non vuole perdere tempo. Ha provato a metterla in mezzo da lì Geraci, ma c'è l'ok per il ritorno in campo di Piazza, che ha subito una botta alla testa cadendo a terra. Sarà rimessa sempre per il Cus, pronto Maniscalco che si prende il tempo prima di battere, colpo di testa intanto a ribattere di Liga. Poi occhio a questo lancio sempre alle spalle delle difese, entrambe le squadre lavorano molto in questo modo diretto. Solito giro palla della Panormus con l'appoggio di Geraci. Occhio a questa insistenza biancorossa, sta giocando molto a due tocchi in questi ultimi minuti, prova ad insistere d'Amico, Boatta prova a tenerla addirittura in campo e quasi sorprende Mazzola. Cross che però non è andato a buon fine. Liga, dobbiamo uscire su questo. Non devi stare largo su questo. Lancio da dietro. La palla è uscita, rimessa laterale a favore del Cus con Maniscalco che va a cercare un colpo di testa che non c'è in questo momento, però sulla seconda provato ad andare De Luca. Adesso Boatta gioca per D'Amico, solita azione della Panormus che stavolta trova un muro in maglia nera e quindi il Cus prova a ripartire, ma finisce subito l'iniziativa ospite. Panormus guadagna rimessa laterale, poche occasioni e già un gol questa prima parte di match. Siamo già oltre il 17° minuto sul cronometro. Il Cus è riuscito a sbloccarla con il colpo di testa del suo centravanti Barone. Gestione della palla della Panormus che rispetto all'inizio butta meno palloni, ma occhio alla riaggressione del Cus che si trasforma in un contropiede. Grande palla a cercare la conclusione di Piazza, che guadagna anche calcio d'angolo grazie al suo tiro
ma buona l'invenzione di Livigni, che l'ha servito in grande stile ad un passo dal raddoppio il CUS Palermo al centro sportivo Panormus. C'è questa opportunità adesso alla bandierina, il CUS insiste, vuole il raddoppio, cross però molto impreciso da parte di Livigni, uno degli altri giocatori più importanti della formazione in casacca nera. 2 gol per lui. Tanto la rimessa laterale viene affidata a Liga, va a cercare questo pallone in aria, esce con il tempo giusto Mazzola, adesso aspetta che i suoi compagni si sistemino nel migliore dei modi. Pronto il lancio da parte di Mazzola a cercare una giocata profonda alle spalle della linea difensiva biancorossa, che si difende egregiamente da questo attacco diretto del CUS, però la rimessa laterale è comunque di quest'ultimi, con Maniscalco che andrà a battere. A lui sono affidate tutte le rimesse di questa catena laterale. Riempie l'area tantissimo il CUS. Occhio a questa palla liberata dalla Panormus, era rimasto su solo e esclusivamente Imperato, che chiaramente non può prenderla, e allora ancora possesso per gli ospiti. Stanno concedendo pochissimo alla Panormus adesso. Occhio a questa sponda che si trasforma in un tiro che chiaramente va fuori. Era difficile inquadrare la porta da quella distanza. Buono il tentativo, adesso Panormus che prova a giocare da dietro con i difensori, e poi il solito lancio a cercare Fazio, che attacca la palla con un pizzico di ritardo, il numero 9, mattatore della Panormus, insieme a Bellingardo. Intanto si lotta a centrocampo. Buona palla per Bellingardo, parliamo proprio di lui, poi Fazio non ci arriva e allora esce con protagonismo Agnello, allarga sulla destra, c'è un contatto al limite, il direttore di gara lascia proseguire, ma a terra è Barone, e quindi alla fine il fischio del direttore di gara arriva, si tocca la schiena l'autore del gol dello 0-1, però sembra già essersi ripreso, infatti in procinto di rialzarsi. Colui che ha sbloccato la pratica con un colpo di testa che non ha lasciato scampo a Prestigiacomo nei primissimi minuti di una partita molto equilibrata. Largo Andrea. Tanto occhio a questa apertura, il lancio è all'indirizzo di Livigni, ma la rimessa è pur sempre del CUS, e quindi si alza il solito Maniscalco a battere. Sembra di rivedere le solite situazioni in loop, con l'aria riempita dalle maglie nere del CUS. Altro rimessa laterale, non riesce ad uscire la Panormus, che continua a offrire queste iniziative lente ma potenzialmente ciniche del CUS, perché da lì possono arrivare palloni molto insidiosi che rimbalzano, possono trovare colpi di testa. Ecco per esempio una situazione di questo tipo, con il CUS che attacca la seconda palla e tiene alto il baricentro, altra rimessa laterale per gli ospiti che continuano a stare lì, ed è fondamentale in questo momento della partita. Superato ampiamente il 20°, siamo quasi al 22, il CUS attacca con un gol di vantaggio. Maniscalco a battere adesso questa rimessa, la palla non viene presa da nessuno del CUS, però al limite arriva comunque Costa, passaggio sbagliato del 6, e quindi Panormus che può ripartire dal basso con Prestigiacomo. Un tocco e si gioca. Aggressione feroce del CUS che interrompe le trame di gioco della Panormus, poi non riesce a tenerla a sé Barone, ma la pressione funziona, e come in casa CUS Palermo. Invece per la Panormus il giro palla funziona pochissimo. Occhio a questa giocata di D'Amico in avanti,
Poi sulla seconda prova ad andare a lavorare Bellingardo, ancora non si è acceso, il capocannoniere del campionato. Per lui già la doppia cifra è stata raggiunta. Occhio a questo contatto in aria su Fazio. Il direttore di gara lascia proseguire. Molto dubbia questa situazione, perché è arrivato uno spintone ai danni del 9 che è subito andato giù, ma non ci ha pensato neanche un attimo il direttore di gara. Però la Panormus è tornata ad attaccare, questo è importante, perché era da un po' che non si affacciava in avanti i biancorossi. Adesso arriva la segnalazione di questo calcio di punizione, è il terzo in quella zona di campo per la Panormus, che ha avuto una potenziale opportunità. Poi c'è stato il contatto in aria ai danni di Fazio, il direttore di gara ha detto che non c'era nulla, uno spintone abbastanza importante, quindi sicuramente era una situazione da valutare meglio. Poi stabilire se era rigore o no, chiaramente aspetta a chi c'è il fischietto. Per il momento commentiamo questo calcio di punizione a favore dei biancorossi, che come detto poc'anzi sono tornati a affacciarsi in avanti. Punizione battuta con questo cross sul secondo palo. Occhio a questa conclusione al volo, che non trova gli effetti sperati. Il tiro è arrivato dai piedi di Provenza, che chiaramente essendo un centrale non ha doti balistiche fenomenali. È una questione di caratteristiche. Manu, ok, coprire il centro. Ce n'è uno, pronto quando la palla, se la palla va di qua, perché viene sempre da questa parte. Non fare il marco dopo, ce n'è uno. Siamo 4 contro 4. O fai abbassare il play. Va diretto il Cus per non rischiare nulla. Mazzola, però questa palla è più che pericolosa. La Panormus non è riuscita a chiuderla. Poteva essere una grande occasione. Poi proprio il numero 1 del Cus con personalità si va a prendere questo pallone con i piedi, lo raccoglie al momento della pressione. Il Cus prova a uscire col palleggio, ma l'aggressione della Panormus è efficace. Palla spazzata addirittura fuori dal centro sportivo e quindi guadagnata. Una rimessa laterale da buona posizione per la Panormus, che in questi ultimi giri d'orologio sta reagendo al gol subito e vuole rimettere in piedi la pratica. Occhio a questa serie di rimpalli in aria, poi uno spintone, ma si gioca. Altra rimessa in zona d'attacco, tenta un colpo di testa l'11 della Panormus, poi dal limite prova a inventarsi qualcosa. Arriva addirittura un giallo, credo ai danni di Geraci. Sì, proprio Geraci, che ha provato questa conclusione dal limite, ma il tutto si è trasformato in un fallo ai danni all'avversario. 0-1 e quasi mezz'ora sul cronometro. Arriva adesso il fischio del direttore di gara, riprende il gioco dall'altra parte però. Prestigiacomo raccoglie la sfera, la mette giù e prova a far ripartire i suoi da dietro. Ancora in questa gestione della sfera tra portiere e difensori centrali. Prende campo Mattaliano, poi verticalizza direttamente a cercare Fazio. Buono il colpo di testa del 9. Occhio a questa trama biancorossa, ha provato ad andare a memoria d'Amico per l'inserimento di Boatta. Scappa, Ma occhio a questa ripartenza del Cus con Livigni. Ancora il 10, non riesce a tenerla in campo, e infatti la rimessa laterale è della Panormus, che gioca subito. Occhio perché è buona la palla, a cercare. Lascia Landri. Imperato. Fatela dare, proponi che fatela dare. Giocata con le mani interessante, perché è molto profonda. Ma il tutto si trasforma in un nulla di fatto, perché il Cus sta già preparando la rimessa dal fondo.
Lancio a centrocampo, forse un tocco con le mani da parte di Cutrona, concede calcio di punizione proprio vicino al dischetto al quale si iniziano i match. Punizione, battuta forte. Era stato provato uno schema, mi viene da dire, perché diciamo che questa palla così forte a cercare il secondo palo con maniscalco così ben piazzato andava a significare, diciamo, una giocata preparata, almeno così sembra. Tanto adesso sembra uscire bene col fraseggio la Panormus, tutto poi si trasforma in una giocata diretta indirizzata a Cutrona. Un po' di dialogo a centrocampo per i biancorossi, arriva l'incitamento del pubblico, poi il lancio di Mattaliano, contatto ai danni di Fazio, il fallo è di Agnello. Il direttore di gara non sembra voler estrarre cartellino. Quindi calcio di punizione per la Panormus da buona posizione. Questa sì che è una grande opportunità per i piedi di Bellingardo. L'abbiamo raccontato a più riprese, il giocatore con più gol in questa categoria, ben 10, i centri segnati dal numero 7 biancorosso, che sembra intenzionato a voler battere questo calcio di punizione. Barriera numerosissima per Mazzola, che presenta ben 5 uomini a protezione della porta. Nessuno sul palo però. Parte Bellingardo col mancino e palla fuori di poco. Grande conclusione del 7 della Panormus. Mazzola sembrava essere sulla traiettoria, ma poteva essere gol, ma non lo è stato. E quindi il Cus prova subito a aggredire alto. Esce Prestigiacomo proprio al limite. Ha rischiato tanto il numero 1 della Panormus qui. Poi lì si va di cartellini e soprattutto di punizione dal limite. Tanto altro contatto a centrocampo e sul match rischia un po' di innervosirsi. Sicuramente è una pratica non semplice da gestire, quella per il direttore di gara assegnato oggi a questa sfida playoff. Entrambe le squadre fanno alta classifica da inizio campionato e vogliono restarci. Prendere il calcio Sicilia è difficile ma non impossibile, ma per il momento c'è da restare agganciati anche al treno del Gela. Punizione secca ancora una volta, poi diciamo che se l'è presa in pieno quasi del tutto Cutrona, che è rimasta a terra subito. Si rialza subito Cutrona, ma la botta si è sentita da qua. La pallonata, diciamo, era abbastanza forte. Quindi va a ristabilire le sue condizioni fuori dal campo. La Panormus prosegue per il momento con un uomo in meno, ma sicuramente sarà un'inferiorità numerica che durerà solo pochi istanti. Infatti già Cutrone è rientrato e Maniscalco va a riproporre un pallone in mezzo che poteva essere importante per la Panormus. Il primo tempo è entrato nella fase finale, mezz'ora superata ampiamente e quindi per la Panormus è diventato fondamentale aggredirla la partita per cercare di non andare negli spogliatoi con un gol sotto. Intanto Mazzola si prende il suo solito tempo prima di rinviare a cercare un Barone servito pochissimo in questi ultimi minuti,
che comunque sta decidendo la sfida, poi libera Liga. Sulla seconda palla ci arriva bene Piazza, poi ha provato subito ad andare in verticale, non l'ha fatta neanche rimbalzare l'11, ma non è riuscito a servire un compagno. E allora Mattaliano si propone sempre col solito protagonismo che lo contraddistingue. Fraseggio Panormus, palla che arriva sulla sinistra, vola un calcione ai danni di Cutrona, che diciamo ne sta subendo parecchie dalla pallonata di poco fa al calcione a palla lontana che gli è arrivato. Infatti punito con un giallo il giocatore del CUS che ha commesso il fallo. Si tratta di Mauro. CUS che presenta una rosa in toto 2007. Questo è un dato importante da sottolineare. Altra punizione per la Panormus, che diciamo che le sue occasioni più importanti, se possiamo trovarne qualcuna, le ha pescate proprio da situazione da fermo. Occhio a quest'altra palla, sempre a cercare il secondo palo, Fazio era solo, ha avuto lo spazio per impattare con la palla, il numero 9 biancorosso è saltato forse con troppo anticipo, infatti è rimasto un po' fluttuante in aria prima di andare a prendere questa palla, ma ormai diciamo che si poteva fare ben poco. Rimessa laterale Cus e Panormus in proiezione offensiva per cercare di aggredire questa palla. Geraci va a lottare con Barone, poi la prolunga. Il 7 biancorosso per la conclusione di D'Amico, che viene bloccata con semplicità da Mazzola, un po' beccato alla tifoseria per le sue consuete perdite di tempo. È andato subito al lancio adesso il numero 1, ma fuori gioco di rientro ai danni degli ospiti, e quindi si riparte con questo calcio di punizione a favore del CUS, della Panormus, scusate. 10 giri d'orologio alla fine di questa prima frazione, poi vedremo se ci sarà recupero. In effetti qualche perdita di tempo si è persa, alla fine avevamo ragione inizialmente, la punizione per il CUS. Cercare subito Livigni, libera Batè, per D'Amico, deve andare a lavorare Fazio su questa palla molto ardua da prendere, poi la fa scorrere con semplicità Bellingardo per andarla a giocare subito con le mani. D'Amico e Fazio lottano, vediamo di chi è la palla. Il direttore di gara dice che è rimessa dal fondo. Fazio gli dà il 5 al direttore di gara, quindi evidentemente non ha sbagliato il fischietto disegnato per questo match. Boatta, prolunga, Geraci, ancora Boatta, solito fraseggio aggredito al CUS. Invece preferisce spazzare Aiello senza troppi ripensamenti. Mattaliano di testa, occhio a questo duello a centrocampo volante, aggiungerei, ma il direttore di gara lascia correre per il bene del match, del ritmo soprattutto. Diciamo che non si può sempre fischiare, anche se le squadre se le stanno dando di santa ragione. Vediamo molte situazioni a palla lontana che non sono poi così tanto belle da vedere. Il direttore di gara, non avendo una terna arbitrale su cui fare affidamento, non può vederle tutte, ma qualcosa sta succedendo in diversi frangenti. Però il ritmo comunque è gradevole. Diciamo che le interruzioni non durano tanto, però le occasioni mancano, questo sì. Questa è a riprova di un equilibrio che c'è. Però occhio al CUS che si ripropone in avanti, regola del vantaggio, palla a cercare un riferimento offensivo, poi palla spazzata da Agnello, Barone rimane a terra e alla fine arriva il giallo per Provenza.
per il fallo precedente ai danni di Barone, che si è rialzato un po' zoppicante. Cioè, come giocare, è pressato. Puoi giocare con Provenza, gioca con Provenza. Pronto Liga a battere. Dai, vai indietro, non te lo fare dire, vai indietro, ok. Posso? Liga alla fine se la prende lo stesso la posizione avanzata, ma non va a buon fine questa situazione della rimessa laterale. Sta provando la Panormus, andando direttamente in area di rigore, scavalcato Fazio, e quindi rimessa invece per il Cus, che lavora su sponda e lancio. Poi il colpo di testa da parte di Provenza concede una rimessa laterale nella metà campo proprio al Cus, e il solito maniscalco viene a prendersi questo pallone. Con il desiderio di andare in mezzo sicuramente. Palla subito a cercare un colpo di testa che non arriva, però occhio perché il direttore di gara indica il dischetto e quindi calcio di rigore a favore del Cus Palermo. Sembra esserci stato un fallo di mano, chiaramente da qui non siamo riusciti a capire chi sia il protagonista in negativo, però il direttore di gara è sembrato molto convinto della sua scelta e quindi il Cus al minuto 39, quasi 40, ha una ghiotta opportunità per raddoppiare il parziale. Proteste della Panormus neanche così importanti, quindi evidentemente c'è consapevolezza di averla presa con le mani. Non so veramente chi sia stato. Pronto ad andare dal dischetto De Luca. Parte De Luca dagli 11 metri, va col destro, spiazzato Presti Giacomo, è 2-0 Cus Palermo. Esultanza rabbiosa degli ospiti, che sanno quanto è importante questo raddoppio. E quindi aggiorniamo nuovamente il tabellino ai danni di una Panormus che si ritrova sotto di 2 gol a fine primo tempo, che non è il massimo chiaramente. Quindi 2-0. Giro palla Panormus, adesso galvanizzato dal secondo gol il Cus vuole andare a lottare ancora con più audacia su tutti i palloni. Rimessa Panormus per questo finale di primo tempo, per cercare almeno di riaprirla. Per come si sono messe le cose fino ad adesso la vedo molto dura. Adesso il pubblico si infuria, voleva un calcio di rigore, ma da qui in quella posizione era impossibile capirci molto. Tanto rimessa Cus fuochi d'artificio nei dintorni del centro sportivo Panormus, che terminano adesso per fortuna. Intanto Fazio, giornata non brillantissima la sua, non è riuscito a mettere giù questa palla, però occhio a questa sfera per D'Amico, poi Bellingardo, ma non riesce ad avere la meglio la Panormus. Poi Fazio allarga, è giocata a cercare il secondo palo, che comunque incoraggia tutto l'ambiente Panormus. Possiamo dire che potenzialmente era l'occasione più importante, a parte il colpo di testa di Fazio in apertura di match, perché diciamo la posizione era buona per provare un tiro o comunque un cross. Alla fine non è andata a buon fine e quindi si rimane sullo 0-2 con un Mazzola quasi inoperoso. Tanto calcio di punizione a favore della Panormus, preso da dietro Geraci, segnalazione corretta del direttore di gara, che adesso dà l'ok anche per una battuta rapida. L'apertura di Mattaliano
per Boatta, prova a spingere il 3, la palla arriva a Fazio che deve andare a lottare, è messo giù, ma forse il direttore di gara ha dato vantaggio, perché comunque la Panormus insiste, invece no, non ha dato nessun recupero, anzi ha dato rimessa laterale al Cus. Adesso anche la bandierina ha qualche problema, viene subito sistemata, ma sicuramente non si sta battendo con la giusta velocità questa rimessa laterale, che viene giocata solo adesso, che si trasforma addirittura in un lancio. Quindi siamo ancora nella metà campo della Panormus. Può giocare questo pallone Barone, allarga sulla destra, riceve il 9, può andare in mezzo, calcia! Sprecone, molto sprecone questo Cus. Sulla sinistra c'era un compagno libero, Barone ha preferito calciare e si è ritrovato murato. Guadagna comunque rimessa laterale la formazione ospite, ma è andata veramente a pochi centimetri da trovare il Tris, che avrebbe indirizzato la partita in modo completamente diverso. Chiaramente le gare durano 90 minuti e c'è ancora tutto un secondo tempo da vivere, più questo finale di primo, con la Panormus che riparte molto, molto bene, in grande stile, con un buon fraseggio che permette ai biancorossi di arrivare fino all'area avversaria, poi contatto troppo leggero, perdere rigore. Mazzola raccoglie la sfida, la sfera, e c'è un gioco da interrompere. C'è un gioco da interrompere. C'è a terra Liga che accusa un dolore alla coscia destra. Uscito fuori Liga, c'è bisogno di una sostituzione in casa Panormus, il 2 non ce la fa, l'ha subito fatto capire che non stava bene quando ha chiesto di interrompere il gioco. Intanto il direttore di gara assegna 3 minuti di recupero, ma il gioco prosegue con la Panormus con un uomo in meno per dare il tempo a chi deve entrare di farlo in condizioni discrete, chiaramente non perfette, perché un riscaldamento di pochi secondi non ti può permettere di entrare subito in partita, però per fortuna ci sarà tutto un intervallo per farlo nei migliori modi. Il problema è che Liga proprio non è in condizioni di rientrare neanche per un minuto. Per il momento è a terra e c'è del ghiaccio per la sua coscia. Quindi il cambio che si effettua adesso entra Porracchio con la numero 14. Entra adesso Porracchio che va a prendersi la responsabilità del binario destro del 4-3-3 della Panormus. Tanto c'è un contatto sulla destra e quindi calcio di punizione a favore della Panormus. Giocato subito, c'è da perdere il meno tempo possibile per cercare di accorciare distanze, ma per il momento non ci sono i presupposti. Occhio a questa tentata ripartenza del Cus, poi è andato a terra, imperato. Proprio in questo finale si è giocato pochissimo, veramente non saprei dire quanto recupero si è disputato. La gara
ha tanto ritmo, ma è tanto fallosa. Le due squadre si picchiano per così dire moltissimo. Occhio ad Amico, va sul destro, la mette in mezzo, ma il Cus riesce a liberare il pericolo e quindi probabilmente per quanto riguarda questo primo tempo il Cus dovrebbe essere salvo, ma occhio, perché c'è un'altra ripartenza non velocissima che si trasforma in un palleggio da dietro per Porracchio che tocca il suo primo pallone, lo trasforma in un lancio a cercare Fazio, coraggioso in andare a lottare, ma non è sua la palla, non è suo il fallo laterale. Il direttore di gara sancisce la fine di questo primo tempo, 2-0 il risultato, avanti il Cus, decidono i gol di Barone e De Luca. Noi vediamo appuntamento al secondo tempo, ci prendiamo una piccola pausa. San Giorgio Piana e Casteltermini che si ritrovano contro subito dopo il doppio confronto di Coppa che ha visto i rossoneri passare il turno, ma oggi è tutt'altra storia, si parte dallo 0-0. Duro Giovenco 1-2 che si concretizza, ancora Duro sul fondo, la palla in mezzo, attenzione, il tiro! Ciancimino! La sblocca subito Ciancimino! La sblocca subito Ciancimino! Questa è stata il primo affondo, una bella azione, 1-2, Giovenco Duro in velocità, palla in mezzo. Vedere Sanyong che la controlla, Giovenco, il cross in mezzo e buona, attenzione, il colpo di testa ancora di Ciancimino. Per Serio, salta l'uomo, attenzione, 4 contro 4, Serio. Si gira, Serio cerca il destro, il tiro! Traverso incredibile, la palla rimane lì. Tanto Ciancimino per Serio, attenzione, scappa dall'altra parte. Sané, salta l'uomo Sané. Cosa ha sbagliato Sanyong? Attenzione Serio, bella la palla in profondità per Duro, si va a vedere pure Ciancimino e Camiolo Duro in mezzo. Sané la mette dentro ed è 2-0. E secondo assist di Duro, Giorgio, un 2-0 meritatissimo. 2-0 di Sané che trova il gol meritato perché sta facendo una grande partita Sané. Attenzione, intanto la palla lunga che rimane in aria, Tarantino di testa riesce a metterla fuori. Ancora Belmonte qui, bravissimo Belmonte. A uscire sul numero 7. La lascia Giovenco e possiamo ripartire. Ha problemi, quando invece il risultato è perduto, attenzione qua palla per Jack, per Sané. Sané la mette in mezzo, è lunghissima. Verso Ciancimino che però riesce a controllarla. Duro per Camiolo la mette giù. Camiolo che può puntare. C'è Jack Serio, palla per Jack Serio che si può girare al limite dell'area, tiro di Jack! Traversa di nuovo incredibile, Serio da fermo. E poi Giovenco! E qua la parata. Attenzione qua. Anticipato, Zappula può ripartire Casteltermini ancora con il numero 14. Serio che va a pressare, attenzione numero 6, in aria il destro! Incredibile ripartenza del Casteltermini, Giorgio vicinissimi al gol dell'1-2. Può salire, vediamo Giovenco sale. Il treno è partito. Qui una La mette in mezzo Giovenco dove c'è Fabrizio Montoro di testa! palla salvata sulla linea, incredibile, attenzione, poi lì un contatto. Bravo, che Duro, che possiamo ripartire 3 contro 1, Giorgio, Sané, 3 contro 1. C'è Serio contro il numero 5. Palla di Sané per Serio che tira tu per tu. Serio! Fino alla curva di Jack Serio è 3-0. Gabriele Rubino alza la testa perché Cerca questa palla verso Serio. Oh, poi Porcelli che dà. palla per Serio. Porcelli, Serio, il destro! Jack! Serio, che gol ragazzi, che vorrei gol. sottolineare anche la palla di Porcelli, ma dopo un gol così Che gol di in secondo Serio. piano anche l'assist. Che gol di Ma Serio. era stato bravissimo. Cerca di girarsi, chiude ancora il numero 4, questa volta cerca una giocata impossibile. per Porcelli, Porcelli che ottima la illumina palla. per Spina. Su Spina. Cade Scivola. Sané, ma perché cade sempre? C'è la palla per Duro, cerca il destro! Ed è gol. Che gol di Duro, meritato. Ed è gol. Adesso Ed è gol. Non abbiamo più dubbi, Giorgio, uomo partita Duro. Uomo partita Adesso Duro. ha superato. Vanno. Bel cross di La mano. mette in mezzo. Palla messa fuori da Casteltermini. Fischia l'arbitro.
triplice fischio. Dunque, finisce 5-0 per la squadra di casa. Il San Giorgio batte 5-0 il Casteltermini, una partita che senza senso. Amici del Calcio a 5 per Sport Isili, benvenuti in questa nuova giornata del campionato di Serie C2 Girone A. Si scontreranno due squadre, Futsal Emiri e Sport Club Giudecca. E Termini ancora in possesso palla per gli Emiri, in sovrapposizione Sarci, Ciaramitaro! Ed è subito il gol! Danilo Ciaramitaro, il numero 4, pam pam, 1-0. Grande fisico, riesce a destabilizzare l'avversario. Ancora però possesso palla degli ospiti. Palla in mezzo, Angileri può puntare e tirare. Esterno di Angileri, deviazione e può andare Termini. Aspetta sovrapposizione di Ciaramitaro. Termini, viene servito proprio Ciaramitaro. Il tiro! Il compagno di reparto Margagliotti. Margagliotti palla lunga, Safina palleggio, prova a girare il pallone spaccata, Rinicella respinge. K prova l'imbucata in mezzo, Parisi allo spazio, non tira, preferisce temporeggiare, palla in mezzo interessante per Sciacca, dentro, esterno alla rete. Giudecca ancora Margagliotti, dribbling supera, si gira, sfrutta bene il colpo e il tiro, respinta Safina col tacco, ancora indietro, Margagliotti il tiro, trova il gol, sotto le gambe del portiere. Ed è Emiri 1, Club Sport Giudecca 1. Sciacca palla in mezzo per Rappa. Rappa il tiro, deviazione, ancora Rappa. Tiro fuori. Ancora però il giro palla. Angileri il tiro, palo, doppio palo addirittura. Occasionissima degli ospiti. Naccari. Sciacca può puntare contro Safina, grande palla per Rappa, paratissima di Mannina. Sergio Naccari col petto, mette giù, Termini, può puntare il numero 6, Mangiapanelli, Termini, lo spazio per il tiro lo crea, Mannina si deve impegnare per fare questo grande pallone, ancora Termini, il tiro, respinta, impressione, ancora Naccari, può metterla giù, Sergio Naccari, palla imbucata sbagliata, Margagliotti legge bene, può puntare Margagliotti, il tiro, palo ancora degli ospiti. Fatto secondo l'arbitro, la palla in mezzo, attenzione Safina Luciani, Nicella, Barbara, il tiro, Safina col tacco, palla fuori. Ancora la squadra di casa che può andare, Futsal Emiri con Sciacca, lo spazio per tirare, tira Sciacca, Mannina. Ancora gli ospiti, in mezzo Angileri si gira, attenzione, recupero Ciaramitaro, rimpallo utile per Safina. Rinicella la para e Ciaramitaro la tiene lì. Parisi prova a puntare, Parisi si crea lo spazio, Parisi destro, Mannina, Rappa, Sarci trova il gol e trova il gol, i padroni di casa trovano il gol, tutta la panchina va da Parisi e si dividono tra Parisi e Sarci ed è 2-1 il risultato dei padroni di casa con il numero 5, il capitano Giuseppe Rappa, che può creare l'occasione decisiva. Rappa, palla sulla laterale, Termini, Rappa il tiro, Ciaramitaro era lì, batto dal giocatore avversario, viene spinto via da Parisi. Safina a disturbare il tiro e gol, ed è 2-2 e lo sapete, questa è la partita sanguinosa, risultato sul 2-2. Scivola, rimessa tra e battuta, Rappa, ultimazione, Parisi può puntare, Parisi si crea lo spazio, Parisi! È un gol pazzesco quello di Parisi! È un gol pazzesco! Parisi 3-2! E potete vedere la giocata di Gaspare Parisi! È un gol pazzesco! Pam! Pam! 3-2! Rappa! Respinge deciso. E ancora Gammicchia. Ancora dall'altra parte! Magagliotti, palla in mezzo, Safina! E poi il gol! Di Angileri! E trova nel pareggio, 3-3. Che partita. Termini prova ad allargare, Termini si infila in aria, fallo. E no, finisce così. Ed è 3-3, una partita bellissima, si è conclusa così, con questo grande 3-3.
Manca pochissimo all'inizio di questa ripresa, si ripartirà con la Panormus in possesso di palla. Ricordiamo che il risultato è fermo sul 2-0 in favore del CUS Palermo, decidono i gol di Barone e De Luca. Palla sul cerchio di centrocampo, il direttore di gara chiede è tutto ok, Fazio sul punto di battuta, è iniziata la ripresa di Panormus CUS Palermo. Con questa rimessa laterale in favore del CUS, che ha saputo sfruttare meglio le occasioni avute, che sono state sicuramente di più rispetto a quelle della Panormus, che in termini di incisività, di proposta sicuramente non è stato brillante, non è riuscito a fare molto. Qualche potenziale occasione c'è stata, poi un colpo di testa all'inizio mi viene in mente di Fazio, ma poco altro per dire che il risultato poteva essere diverso. Adesso vediamo se i padroni di casa riusciranno a reagire. Ok, questa palla dentro l'area di rigore della Panormus, si era presentato davanti al portiere Barone, ma è stato fermato dal direttore di gara. Mattaliano va lungo a cercare un attaccante, colpo di testa sicuro e poi il pallone liberato. Il CUS si difende con ordine, però concede una rimessa laterale da buona posizione. Occhio a questa giocata corta, si avvicina D'Amico, un tacco per Boatta che va al cross sul secondo palo. Era una buona opportunità per la Panormus. Barone si viene a prendere questo pallone con grande presenza. Da centravanti vero, amministra il gioco la Panormus con Geraci che apre dall'altra parte. Poi prova il solito lancio, Porracchia, però stavolta arriva tra i piedi di Fazio che calcia. Palla bloccata da Mazzola. Non è rimasto contento il tecnico della Panormus, voleva forse una giocata diversa dal suo 9, che ha preferito calciare. Chiaramente è una partita difficile per lui, per un attaccante quando si calcia poco in porta e soprattutto quando manca il gol sicuramente non si vive bene la partita. Il calcio di punizione per la Panormus è stato battuto subito. Boatta messo giù, Cutrona, però non si possono fischiare tutti i contatti, altrimenti il gioco si perde completamente. Quello che posso segnalare è un continuo ribaltamento di fronte, la palla va da una metà campo all'altra senza trovare un padrone preciso. Occhio a questa apertura però, perché arriva tra i piedi di un bravo Lonardi che ha cercato questa conclusione col destro, che per poco non impensierisce Prestigiacomo. Buona conclusione del CUS che calcia per la prima volta in questa ripresa, a differenza di una Panormus che non è riuscita a rendersi pericolosa ancora. Solo un tiro di Fazio, ma da molto lontano. Altra giocata rapida degli ospiti, hanno provato con una combinazione veloce a cercare questa verticalizzazione alle spalle della difesa, non è andata a buon fine. Poi occhio a questo pallone di Cutrona, non può impensierire Mazzola, lo raccoglie e aspetta un posizionamento giusto. I suoi compagni, rinvio un po' lungo, il CUS riesce ad amministrare, poi l'apertura da parte di Costa, combinazione veloce e lavoro sulla catena di sinistra per il CUS. Lonardi prova a rientrare, Lonardi, buona giocata per vie centrali, era andato Piazza,
ma la Panormus si salva. Ovviamente non si può permettere alla squadra di casa di subire ulteriori reti. Già il 2-0 è un parziale pesante, figuriamoci un terzo, ma il CUS dimostra di essere pericoloso in ogni momento. E ha tutte le carte in regola per farlo questo terzo gol, però occhio a questo break della Panormus con Imperato protagonista che apre il gioco, poi tentato un dribbling da un Bellingardo non entrato in partita oggi e ci vuole il suo estro per la Panormus, un giocatore che ha 10 gol in stagione, deve fare di più per la sua squadra che oggi fatica. Sembra essersi messa a 4-2-3-1 la Panormus, con tre quarti dietro la punta. Brutta entrata da parte di Agnello ai danni di Cutrona, un giocatore un po' bersagliato da falli, pallonate, ne abbiamo parlato già nel primo tempo. Non è una gara fortunata quella dell'11. Sicuramente il fallo subito è pesante. Si riparte da calcio di punizione ed è comunque una posizione invitante per andare al cross. Chiaramente la Panormus deve essere brava a riempire l'area di rigore. Punizione battuta adesso, cercare un secondo palo che non c'è, poi leggeri contatti che ovviamente non possono portare a nulla. La Panormus ha tanta volontà di rimettere in piedi questa partita molto difficile. Altra rimessa, occhio a questa palla dentro l'aria che si trasforma in un gol. Ha riaperto la partita la Panormus e l'ha fatta con il suo numero 11. Il gol di Cutrona. 2-1, palla al centro al minuto 52. Aggiorniamo il tabellino. Provato addirittura un tiro da centrocampo il CUS, ma chiaramente da lì non si può essere facilmente pericoloso. Adesso pressione potente degli ospiti che non vogliono mollare un centimetro nonostante il gol subito. Per la Panormus adesso gestisce la sfera con questa rimessa laterale, poi pallone prolungato, lancio in avanti, è uscita quasi fuori dall'area di Mazzola, c'è fuori gioco, ha provato con questa giocata Imperato, andrà a battere proprio Mazzola questo calcio di punizione. Il lancio a scavalcare una buona parte di difesa, ma l'altra che era rimasta ha fatto buona copertura. Stacco importante di Agnello, però si insiste sulla destra. Il lavoro di Piazza non è efficace, lo ripropone subito su Provenza questo pallone, poi Mattaliano va a mettere giù, si contrasta quasi con Bellingardo che poi va al cross. Panormus che prova a imporre il suo gioco, il suo ritmo a un CUS Palermo che si difende con ordine e torna a gestire la sfera Mazzola. Momento equilibrato della sfida, ma che sorride chiaramente alla Panormus in termini motivazionali. Adesso solo un gol divide le due squadre, ma il CUS mette subito questa palla in mezzo per Barone che sembrava in posizione regolare, almeno in termini di partenza, sicuramente posizione dubbia, che chiaramente non può lasciare contento il CUS.
che poteva andare a chiuderla. Adesso prova a riproporsi in avanti in modo collettivo la Panormus, chiude tutto senza rischiare nulla, piazza che è un po' dovunque adesso. Guardate subito Boatta a cercare questo pallone in mezzo, liberato dalla retroguardia in casacca nera, insiste invece Imperato, palla a cercare Fazio, gioca molto su questa fascia, quella di sinistra, e occhio a questa palla perché è buona. La partita si sta buttando molto sul piano fisico, sui duelli anche dentro l'area, è andato giù Bellingardo, qualcuno voleva rigore, al direttore di gara ancora una volta non ci ha pensato neanche per un attimo. E quindi si riparte da calcio di punizione addirittura per il CUS. A quanto pare il fallo l'ha subito un giocatore ospite. Mazzola. Occhio a questo contatto ai danni di De Luca, giocatore che ha segnato un gol importantissimo, quello del 2-0, che si è rivelato provvisorio perché si è passati già sull'1-2, ma la Panormus non riesce a sviluppare una manovra fatta bene in questa situazione. Cambio in casa CUS, la sostituzione viene effettuata da questa parte, abbandona il campo Livigni e quindi c'è questa sostituzione. Casa CUS Palermo, fa il suo ingresso in campo Visconti che prende il posto di Livigni. Visconti è uno dei giocatori più prolifici della squadra ospite, 4 gol per lui in questo campionato. Oggi è partito alla panchina, colpisce di testa il suo primo pallone, poi prova a prolungare la Barone, allontana invece Porracchia. Questo non vuole rischiare niente, sul filo del fuorigioco è partito Barone, prova ad andare a staccare contro Presti Giacomo, poi occhio a questo duello sulla sinistra. Il momento del match è un po' confuso, prova subito ad accendersi Visconti, ma deve tornare indietro. Serie di rimpalli a centrocampo, si lotta, contatto, il gioco prosegue, lasciato correre al direttore di gara, Geraci, altro lancio, non c'è andato con determinazione D'Amico, ma forse non c'era proprio il lancio. Esce proprio D'Amico e quindi entra Trapani, giocatore numero 17, autore di un gol in questa stagione. Ma la rimessa è per il CUS. Gioco allargato in favore di Boatta, lavora molto bene sul binario sinistro del campo, poi Geraci prolunga, l'azione stavolta è positiva della Panormus che deve cercare di stare il più possibile nella metà campo avversaria con il pallone tra i piedi, perché l'ora di gioco è vicina dallo scoccare e sicuramente il CUS non ha nessuna intenzione di mollare un centimetro o di abbassarsi. Che questo tentativo di sponda da parte di Porracchio, quasi all'indietro in favore di un compagno che non c'era.
Intanto questa segnalazione del direttore di gara che ha dato calcio di punizione ha fatto infuriare un po' tutti qui al centro sportivo Panormus. Chiaramente il gioco si è interrotto. Si riparte da calcio di punizione in favore del CUS. Punizione calciata adesso, addirittura in porta. Chiaramente Prestigiacomo deve fare buona guardia su un tiro dalla lunga distanza. Intanto lo raccoglie questo pallone, Bellingardo riesce a far ripartire solo per un attimo la Panormus, perché il CUS si è già riproposto in avanti con convinzione, ma anche questa azione termina nel giro di pochi secondi. Siamo tornati in quella fase del match in cui il padrone del gioco è il signor nessuno, perché entrambe si danno battaglia, un po' di confusione, occhio a questo rimpallo che quasi favorisce Imperato. Poi Mazzola, al solito, aspetta che l'avversario lo pressa e poi il pallone lo raccoglie con le mani. Scelta che chiaramente fa perdere qualche secondo all'avversario, ma sono situazioni da campo che ci stanno. Occhio intanto a Lonardi che si accentra col destro! È sicuramente la giocata più bella della partita quella di Lonardi, che stava per pescare un jolly da 10 all'Ode, sarebbe stato il gol del 3-1, probabilmente il colpo del KO. Il CUS è vivo e vuole sigillare questo match. La Panormus invece torna a faticare, ma non è mai riuscita a creare occasioni vere, occasioni importanti. Anche il gol è arrivato in una situazione un po' rocambolesca. Tanto fallo da parte di Capitan Mattaliano, che è andato giù e ha chiuso la corsa dell'avversario, quindi calcio di punizione giusto in favore di un CUS che batte adesso diretto, quasi a cercare di sorprendere Prestigiacomo. Piazzato bene, la palla sarebbe uscita, ma comunque la raccolta con le mani. Prestigiacomo pronta a giocare, la difesa della Panormus, il CUS si difende, altro ribaltamento con Barone che protegge bene, forse si è aiutato col braccio, contatto al limite e la punizione è per gli ospiti, ma forse c'era un fallo di mano prima, l'aveva presa con la mano Barone, almeno da qui ci è sembrato di vedere questo. Scelta discutibile del direttore di gara, che adesso si becca il dissenso da parte del pubblico, e invece la Panormus si ritrova a subire una punizione da posizione pericolosa. Ci avviciniamo al 64esimo di gioco, risultato di 1-2, con il CUS Palermo che vuole il terzo successo consecutivo, vuole arrivare a quota 20 e stare con più prepotenza nella zona ambita, quella che dichiarerebbero al finale della stagione l'accesso ai playoff, importanti in una categoria come quella Elite. Intanto vediamo che addirittura ci sono ben 3 ragazzi sul punto di battuta, ma il primo è già andato, quindi sicuramente non sarà Visconti a calciare, ma maniscalco
Sembra essere interessata alla battuta e non è il solo. Vediamo, sembra il 5. Alla fine la punizione viene anticipato dal compagno che è voluto andare al tiro. Chiaramente la conclusione di Costa è stata bloccata bene da Prestigiacomo. Ma la Panormus continua a faticare, arriva in ritardo sui contrasti. La partita è diventata molto fallosa. Adesso ci sono diversi falli di frustrazione in casa Panormus. Questo chiaramente sporca tantissimo la sfida. Veramente i due capitani dovrebbero mettersi un po' d'accordo col direttore di gara per cercare di non far finire la sfida in una vera e propria lotta dove ci sono più falli che altro. E chiaramente il primo a non essere favorito da questo è proprio la Panormus, che la palla non la riconquista e concede punizioni interessanti al CUS, come questa. Segnalato un fuorigioco al limite, Alimigni, ma la Panormus non perde tempo, si va da Boatta, un po' di rimpalli di testa a centrocampo, addirittura forte, troppo forte l'apertura tentata da De Luca. Grande anticipo dal difensore del CUS, si ripropone in avanti ancora la formazione ospite. Buona palla per Visconti che va col destro, ma sul secondo palo non c'era nessuno. Prova a proporsi De Luca, ma pressa a centrocampo la linea difensiva nera che non vuole concedere spazio e aggredisce alto la Panormus. Tanto Bellingardo ha provato a verticalizzare, allontana male Agnello e poi Fazio si è lasciato nettamente cadere. Voleva un rigore, il direttore di gara ha visto bene, il contatto non esiste. Occhio a questa palla per Costa, anzi era proprio De Luca. Tra 8 e 6 c'è poca differenza. Colpo di testa da parte di Mattaliano, sull'anticipo è andato giusto Mauro, poi Bellingardo prova ad accendersi da tre quarti, apertura del gioco e allora grande azione della Panormus, era arrivato e spaccato De Luca. Questo è il calcio che ci piace vedere, ma purtroppo se ne è visto poco. Ma la Panormus ha questo nelle corde e può sicuramente fare meglio di accontentarsi di un paio di occasioni, perché ne abbiamo viste poche di opportunità. Ma anche quest'altra situazione pericolosa a ridosso dell'area del CUS, che adesso si difende con le unghie e con i denti. Siamo quasi al 70° di gioco, risultato di 1-2, una lunghezza sola divide le due squadre. Ad inseguire è proprio la Panormus che non vuole perdere lo scontro diretto, palla in mezzo con le mani, ma è un regalo per Mazzola che riflette, guardando la sfera, tenendola a cara, vicino a sé, e adesso aspetta per andare al lancio, a cercare un Barone che chiaramente non può andare a lottare contro 4 uomini. De Luca invece ci prova su Geraci. Occhio a questa uscita a vuoto di Mauro. Poi fischia il direttore di gara. E prima cambio. Tanto arriva un giallo per il direttore di gara della Panormus.
Tornando alla sostituzione che si effettuerà, esce Geraci ed entra Chinnici. Sarebbe il numero 19, ma le proteste della panchina della Panormus sembrano infinite. Questo non favorisce proprio la squadra di casa, che ricordiamo è sotto di un gol. Non si sa veramente da quanto tempo non si sta giocando, i minuti sono preziosi. Nel calcio, come in tutti gli sport, si torna a giocare adesso con Boat e va la rimessa, stacca di testa Fazio, poi la palla al limite viene raccolta da un Cus Palermo che riesce anche a ripartire, palla sulla sinistra, prova ad andare con convinzione Piazza, si difende bene Porracchia, che ha chiuso questa iniziativa di contropiede degli ospiti. Pronto Maniscalco. Forse c'è un contatto, chiaramente non falloso. Poi va giù Piazza. Arrivano addirittura urli stranissimi da fuori dal rettangolo verde. Chiaramente si respira nervosismo attorno alla sfida, perché sicuramente le scelte del direttore di gara non stanno mettendo d'accordo tutti, ma sarebbe strano il contrario. Tanto grande uscita, grande rottura della linea da parte di Aiello, con un Cus che si sta difendendo con ordine. Panormus pericolosa solo con questi palloni in aria attraverso rimesse o punizioni. È una partita che succede questo. Tanto Fazio, rimpallo, si salva ancora il Cus che soffre. Occhio a quest'altra palla, ma esce. Forcing timido della Panormus, che non riesce a tambureggiare come vorrebbe. Ma stare lì è importante. Se invece il Cus va con questa soluzione lunga, ma neanche tanto, la palla era a centrocampo e nessuno l'ha presa. Fallo abbastanza evidente da parte di Piazza, e quindi concesso calcio di punizione alla Panormus, che prova a giocare subito. Bellingard deve accendersi, saltato un uomo ma neanche del tutto, deve allargare il gioco da Porracchia. Occhio a questa palla in mezzo, liberata dal Cus, che c'ha spazio e tempo per fare del pallone ciò che si vuole. Poi Visconti può andare in pressione. Occhio, perché il 3 della Panormus non è andato benissimo sulla sfera. Lotta Visconti, esce con determinazione Prestigiacomo, che spazza la sfera come se fosse il 90°. Bravo Fazio a colpire di testa, meno nel servire il compagno. La rimessa è del Cus, infatti. Maniscalco. Chiude Provenza. Altra rimessa sempre per il Cus, che prende campo e perde tempo. Iniziare a fare ragionamenti sul cronometro adesso è veramente un peccato proprio per il calcio. Siamo solo al 73esimo, c'è ancora una vita davanti, e questo la Panormus lo deve sapere bene. Non si deve fare prendere dalla frenesia, che spesso può uccidere le azioni a favore. Il Cus ne sta spazzando un po' di palloni. Ancora Maniscalco di testa. Il controllo di De Luca, che poi gli permette anche di progredire e di verticalizzare per il suo centravanti Barone.
ma c'è il break, c'è la ripartenza della Panormus con il solito numero 7 Bellingardo, che è difficile da contenere nelle sue iniziative, spesso e volentieri si abbassa a raccogliere il pallone per permettere ai suoi un po' di avanzare. Oh, che questo sbaglio difensivo, è una ghiotta opportunità per il pareggio del CUS, ristabilita la parità al centro sportivo della Panormus ed è 2-2. È un gol accolto benissimo da tutto il pubblico, i biancorossi l'hanno riacciuffata e il CUS si fa male da solo con questo errore, un grave errore. E adesso questo finale di partita si preannuncia infuocato, per questo dicevo che giocare col cronometro non è mai una buona cosa, perché le beffe sono dietro l'angolo, soprattutto in questo sport che beffa anche chi ha giocato meglio. Brutto errore di Agnello, credo sia stato lui, o almeno uno tra lui e Aiello, che sono compagni di reparto e hanno un taglio di capelli troppo simile. Questo che comunque prova ad attaccare, Panormus che prova invece a risalire il campo per sognare una vittoria. È successo tutto in questo secondo tempo per la squadra biancorossa. Pescato in fuorigioco. Il numero 17 Trapani. Tanto maniscalco, vale rinvio lungo. Mazzola, scusate. Essere un po' confusa con la palla che finisce fuori dal rettangolo verde. Rimessa laterale giocata. Colpo di testa. Tanti colpi di testa. Che prova ad avere la meglio Barone. Va al sodo e chiude egregiamente Provenza, mettendo out anche questa sfera. Ma il CUS adesso vuole ritornare avanti. E per farlo deve trovare un gol. Sicuramente il 2-2 della Panormus favorisce lo spettacolo in questo finale di partita, perché entrambe proveranno a vincerla probabilmente, nessuno si può accontentare a questo punto della partita. Rimessa laterale giocata in mezzo, colpo di testa! E arriva il grande intervento di Presti Giacomo, sembra facile prendere questa palla, ma non lo è. Occhio a quest'altro svarino difensivo, e quindi un'altra opportunità per la Panormus, che però non si concretizza. Pressa forte la formazione biancorossa, ha pressato forte e in modo efficace Trapani, ma non è riuscita a prendersi la rimessa, e prima c'è un cambio e quindi il ritmo solo per questo istante si interrompe. Un cambio rapidissimo, flash, quello in casa Panormus, che vede uscire Lonardi, a mio modo di vedere colui che ha creato la più bella occasione della partita, anche se non è stata quella che l'ha decisa o poteva decidere. Tratto invece Traore in casa CUS. Boatta prova a mettere questa pallone in mezzo. Si lotta al limite d'aria del CUS. Poi Bellingardo già aveva pensato al dribbling. Il gioco è stato fermato, semplice calcio di punizione per il CUS Palermo. Pronto Mazzola al rinvio. Sempre un rinvio secco il suo, che stavolta favorisce la ripartenza del Panormus. Con Pazio che prova ad andare, chiuso. E la rimessa è pure del CUS.
Però diciamo che in questi casi o si fischia il fallo o si dava rimessa, invece nessuna delle due. Traoré, non perfetto. E allora il Cus prova a ripartire, contatto bruttissimo da vedere. Quello che ha visto il protagonista Cutrona, un giocatore del Cus. Credo proprio Piazza. Occhio a quest'altra punizione a centrocampo per il Cus all'80° di gioco. Palla in mezzo, esce Prestigiacomo, la fa sua e poi va diretto, controlla e torna indietro. Imperato a cercare l'inserimento sulla destra, poi Mazzola sembrava solo per un attimo aver perso la sfera, poi torna in controllo il portiere, classe 2007 del Cus, che vuole il rinvio lungo. Traoré ad anticipare tutti, ma non è riuscito a prolungare in modo favorevole il pallone. Il lancio molto intenso da parte di Mattaliano, ma chiaramente non serve a nulla. Semplice rimessa guadagnata, si viene a prendere il pallone Bellingardo. Poi pallone allargato per Trapani, chiude tutto Mauro, poi Barone prova ad andare, è troppo vicino alla panchina, ma prova comunque il dribbling e continuare la sua azione personale. Alla fine il gioco viene interrotto, ma è rimessa Cus, che torna a spingere. Altri contatti, non tutti inquadrati. Questo la continua a dire lunga su quanto questo match non sia poi così pulitissimo. Traoré! Palo! E poi la salva Prestigiacomo, che brivido! Per la Panormus! E che occasione per il Cus! Un lampo di Traoré! Stava per decidere la sfida. Poi contatto ed ennesimo fischio. Un rinvio lunghissimo dalla difesa, arriva il pallone a Trapani per Fazio, sovrastato dall'uscita di Mazzola, al quale viene fischiato anche fallo. Tanto cercato ancora il 17 che si è dimostrato molto ispirato nella conclusione di qualche istante fa, che si è fermata solo ed esclusivamente sul palo e poi terminata tra le braccia di Prestigiacomo, che è stato molto fortunato in quella situazione. Occhio proprio a Traoré, che prova ad andare, chiuso per un attimo, poi il pallone si trasforma in un campanile sul quale andare di testa, in tanti ci hanno provato, ma il direttore di gara dice che è ancora rimessa Cus, torna a stringere i denti la Panormus per cercare almeno di portare a casa un pareggio, che chiaramente per come si era messa nel primo tempo può anche andare bene. Ancora Traoré, però è l'uomo di questo finale di partita. Traoré è entrato per cambiarla la sorte della sua squadra, ma per il momento non è riuscito a finalizzare il doppio tentativo avuto nel giro di pochi minuti. E intanto Panormus che si propone in modo organico in avanti, anche con una certa trama. Chinnici, scambio veloce, poi prova ad accendersi col suo mancino Bellingardo, ma la sua conclusione finisce di tanto fuori. Un rimpallo.
Occhio a questa situazione molto, molto confusa. Si propone con protagonismo la difesa della Panormus, che ha dimostrato di non avere mai paura di giocare. Occhio a questo lancio che viene raccolto però ancora una volta da Mazzola. Palla fuori, è rimessa Kus. Punizione in favore della Panormus, che prova a giocare subito senza paura, senza remore alcuna. La formazione biancorossa avanza, ma si è ricompattato il Kus. Adesso c'è grande densità, poi punizione conquistata. Punizione battuta adesso, secondo palo pieno di giocatori, è grandissimo, colpo di testa, è grandissimo, intervento di Mazzola, ad un passo dalla rimonta completata la Panormus. Il miracolo di Mazzola, il colpo di testa di Chinnici, che quasi va a incidere in questa partita da subentrato. Tanto altra interruzione prima di andare a battere questo calcio d'angolo. La guida tecnica del Kus dà qualche indicazione ad Aiello. Adesso si può ritornare a giocare con questa opportunità alla bandierina. Ma si continua a perdere tempo. Siamo quasi al 90esimo, mancano molto meno di 180 secondi. E allora si raccoglie in gruppo la Panormus per confrontarsi sul da farsi in questo angolo. Forse il mister ci teneva a suggerire uno schema da applicare proprio in questi ultimi istanti. Occhio a questa conclusione direttamente dalla bandierina, respinta da Mazzola. In questo finale la Panormus sta sfiorando più volte la vittoria, proprio come qualche minuto fa il Kus contrario. Arrivano le spinte del pubblico. La Panormus ci crede nel completare questa rimonta, che sarebbe clamorosa. Già dal 2-0 al 2-2 è tanta roba. Fare il terzo sarebbe tanto. Sarebbe clamoroso. Palla in mezzo, colpo di testa tentato da Fazio. Poi prova addirittura a coordinarsi al volo rischiando qualcosa Boatta. Guadagna comunque rimessa la Panormus. Si viene a prendere palla Bellingardo. Non viene guardato però dal compagno. Poi contatto al secondo palo, il direttore di gara l'ha visto e quindi calcio di punizione per il Kus. Pronto a fare il suo ingresso in campo invece Macaluso. Quindi il Kus cambia qualcosa in questo finale. Esce De Luca, autore del gol del 2-0. Segnato lui l'opportunità dagli 11 metri nel primo tempo, che ha raddoppiato il parziale. Poi la rimonta, che tutti abbiamo seguito in questo secondo tempo della Panormus. Però l'ingresso di De Luca sicuramente dà forze fresche, ma anche i padroni di casa cambiano qualcosa. È scimperato.
E quindi un cambio in casa Panormus che sembra dare peso all'attacco con Profeta. Cinque minuti di recupero già assegnati al direttore di gara con qualche secondo d'anticipo rispetto allo scoccare dei 90 minuti. Mazzola. Subito pallone allontanato. Rimessa laterale giocata. Colpo di testa. Palla che arriva a Barone, che si prende un colpo al fianco. Il dissenso è grande nei confronti del direttore di gara, ma quello che conta è quello che ha scelto il direttore di gara e si riparte da calcio di punizione a 4 giri d'orologio dalla fine, un calcio di punizione importante. Cioè il CUS può propiziare qualcosa di interessante. Sul punto di battuta c'è Visconti, non qualunque per il CUS. Va a corsa col mancino a cercare il secondo palo. Si difende con ordine la Panormus, poi guadagna punizione. Occhio perché qualcuno ha mandato a colpo paese il direttore di gara e quel qualcuno si prende il giallo. Ammonito Aiello. Dai che lo fai, dai che lo fai! Dai che lo fai, dai! Altre sostituzioni in questo finale. Entra la Motta. Esce Cutrona. Adesso vedremo chi avrà più forza per provare a vincerla questa partita e chi invece si dovrà accontentare del pareggio. Chiaramente il CUS ha subito la rimonta e quindi forse quella a cui potremmo attribuirgli il titolo di inseguitrice della vittoria, visto che ha controllato il match in termini di risultato per quasi tutta la sfida. E infatti la rimessa è proprio per gli ospiti che continuano ad insistere. Palla giocata in mezzo. Colpo di testa che finisce di pochissimo al lato. Il tentativo di Aiello non è andato a buon fine. Sicuramente ci sarà qualcosa da aggiungere al recupero. Non si è giocato del tutto tra recuperi e interruzioni. Siamo quasi già al 93esimo, quindi significa che ne mancano 2 giri d'orologio, ma non mi sorprenderei se ne fosse aggiunto un altro. Occhio a questo lancio, alle spalle della difesa del CUS. Prova ad insistere la Panormus. Con Trapani. Pensa al cross da lì. Chiude. Agnello. Ok, quest'altra situazione pericolosa nell'area del CUS. La Panormus recrimina un rigore. Adesso c'è anche la pressione della formazione biancorossa. Traoré prova ad accendersi col suo dribbling, strattonato dall'avversario, torna indietro, fischiata punizione e quindi la Panormus è chiamata a difendersi e il CUS invece a prendere metri dentro l'area di rigore. In avanti. Voi non le vedete, ma
ci sono tantissime strattonate, tantissime sbracciate al limite d'area tra le due squadre. Il momento è delicato, nessuno vuole perdere l'uomo. Guarda anche uno schiaffo. Il direttore di gara è costretto a intervenire. Questa situazione è molto spinosa, ma lascia correre, si gioca. E quindi punizione calciata. Sembra esserci deviazione. Ma il custode gioca e calcia pure. Occhio! Perché è stato circondato il direttore di gara che indica angolo. Sembrava rigore per il Cus. E il direttore di gara non si è sentito di indicare il dischetto. Mamma mia quanta confusione. La partita agli sgoccioli. Corner, contatti in area e fallo in attacco. La Panormus si salva e ha rischiato di subire un rigore. Triplice fischio alla fine il direttore di gara. È il risultato di 2-2 tra Panormus e Cus Palermo e sicuramente non mancano dissenso e brutte parole nei confronti del direttore di gara, ma comunque quello che conta è stata una partita molto interessante da seguire per l'alta classifica. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito e vi invitiamo a rimanere collegati sui canali di Sportisili anche per seguire la domenica di calcio in programma domani. E quindi alla prossima!